Ma l'audio va a cambio, sentite, voglio. Perché c'è attivato il microfono qua. Ah. Buonasera a tutti amici da Napurello 87, sono tornato. Fatemi sentire se si sente l'audio perché non riesco a sentire niente qua. Mettiamo la partita, un po' la partita. Vai Napoli, va! Ci attappa la capa. Pubblicità, già cominciano a rompere pesce. Io ci metto la partita, bravo, che cacchio la pubblicità. Chica, rossa una, rossa una. Oggi la partita, dico, frate, entra qua, guarda live, a posto. Voglio si sente? Facciamo una prova senza microfono e vediamo. Buonasera a tutti. Ecco, riattivato. Buonasera a tutti amici da Napoli 87 con la firma però. A Napoli sono tornato, dovevamo prendere 3 punti. La Juventus si è blocchicchiata con l'Empoli. Quanto è bello pareggi nell'Embolino contro Juventina che sta rosicando. E ora tocca a noi ragazzi, ora pensiamo a noi stessi, perché ora comincia un Napoli, partitaccia a Cagliari, non è facile. Sappiamo l'allenatore del Cagliari come fa a giocare le squadre per la salvezza, fa far punti e poi il Cagliari è una squadra ostica, in casa ci rompe sempre. Non è facile, voglio giocare a Cagliari. Però noi siamo il Napoli, con Conte possiamo andare a vincere questa partita. Abbiamo anche delle riserve all'altezza che secondo me più che riserve McTominay è titolare, non è una riserva, è un giocatore fortissimo. Gilmour anche lui si può giocare le sue carte da titolare, però anche quando non fosse, qualora non fosse il titolare, può fare l'ottima riserva perché non ha niente di meno di Lobotka, anche se Lobotka attualmente ha fatto vedere di più, ma Gilmour per quello che ha fatto vedere al Brighton ha ottime qualità e può essere un'ottima alternativa. Potrebbe giocare anche insieme allo stesso Lobotka. Ecco che sta cominciando, voglio. Vai, mangiamo a cena. Ragazzi, se volete aiutare il mio canale, sapete già, diciamo nei commenti, troverete anche
il mio PayPal, dove se volete aiutarmi per la crescita del canale, like se volete aiutare appunto a salire per gli iscritti, le visual e tutto, iscrizione compresa e niente, fatemi sapere un po'. Oh, ciao Riccardo, buonasera, come va? Va. Domani si rientra a lavorare, siamo stati in ferie, le ferie sono belle e finite, quando stai in ferie stai bene, sai com'è. Ma domani si rientra forti e gagliardi come il Napoli, sperando che faremo un buon risultato qui a Cagliari. Intanto Lukaku dà la mano a tutti i giocatori del Napoli, carica un po' la squadra, speriamo bene. Vai Romelu, vai Big Rom, scattammo la capa. Te Riccardo, tutto a posto? La passione dello sport è personale. Ma la passione è la stessa, ecco perché sosteniamo grandi e piccoli club di Italia. Perché per noi la passione fa la differenza. Verso un punto sport. Circa una squadra per il Lamina e degli altri. Tua da 29.900 euro con il chip di Jeep. Vai, Napoli. Scattammo la capa, va! Beato te per il lavoro, io sono in ferie dal 2 agosto e momentaneamente fino al 20 settembre. Durante le vacanze mi sono rotto il piede destro, con fattura composta. Mi è venuto adesso saranno stati 7 kg almeno, mamma mia. Dispiace Ricca, speriamo che rientri subito, che ti guarisca subito nella guarigione. Speriamo in una buona guarigione, che tu possa tornare a fare il tuo lavoro tranquillamente, senza danni, senza nulla, in primis. Allora, il Cagliari gioca con il 3-4-2-1, o no? No, 3-5-2. Scuffè, Zappa, Mina e Luperto in difesa. Non ce l'ho fatta, è scomparso subito la formazione. C'è pure Gaetano, l'ex. Intanto il nostro capitano dà la mano a De Jola. I due capitani, Di Lorenzo e De Jola. Attenzione a Gaetano, che Kiss caccia tutte le esperienze contro Napoli. Voglio. Vediamo che questa partita è fondamentale, dobbiamo fare 3 punti. Grazie, mo ho tolto il pezzo in plastica, sono infatti da circa una settimana già circa a casa per malattia, capisci a me? Lo so, che fa? Finché non ti guarisce del tutto, cioè non senti più dolore, devi staccare. Poi quando nel senso, quando finisce il dolore rientri a lavorare, però finché quando c'hai dolore devi stare a casa, non puoi mica entrare a lavorare con il dolore. Il Napoli gioca con il suo 3-4-2-1, il solito di Conte. Allora, in difesa abbiamo Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno. Centrocampo con Mazzocchi, Anghissalo, Botka, Olivera, se non mi sbaglio. Poi abbiamo Kvaratskhelia e dall'altra parte non ho visto chi è. Poi prima punta Lukaku. Politano c'è, sì. C'è Kvara e Politano dietro a Lukaku. Mi aspettavo Neres, dico la verità, avrei voluto vedere Neres insieme a Kvara, però dai, si vede che Conte ha preferito Politano, lo sa Conte, mi voglio fidare di Conte, dai. Mamma mia Neres, sono 2 partite che è subentrato in 2 volte assist, che giocatore.
già fatto vedere le sue qualità, che giocatore. Vai Napoli. Se vuoi ti passo la foto per la foto per come vuoi, Ricca, io non c'è problema, può passare foto che ti pare. Tanto io non è che mi sa che faccio, vabbè. Però ti credo, io ti credo, ma perché non ti devo credere, scusa. Generale entusiasmo di un popolo che lo ha aspettato praticamente per un'estate intera. Si va a chissà. Mazzocchi dietro la Di Lorenzo. Allora, il nuovo logo del Napoli non è male. Io lo preferivo tutto azzurro, come hanno postato qualche foto, ma anche lo stesso Napoli l'ha fatto vedere. Ma hanno postato qualche foto già qualche youtuber, quello tutto in azzurro, quello è bello, molto bello. Però anche il bianco non è male. Avrei preferito tipo bianco così con la N in azzurro magari. Che la N in blu scuro, capito? Avrei preferito bianco ma con la N azzurra. Che comunque il colore originale del Napoli è l'azzurro, il blu scuro lo usa come terza maglia, a volte come seconda maglia, ma il colore nostro è l'azzurro. Però comunque è bella anche questa, cioè alla fine il Napoli è il Napoli, si ama per quello che è, per qualsiasi cosa faccia, cioè a prescindere dai colori e tutto, si ama perché è il Napoli. Vai Napoli, vai! Comunque è ovvio che te mi ha detto il tuo parere, è giusto che a te piace così e poi a un altro può piacere in un'altra maniera, è ovvio. Intanto c'è a terra Giacomo Kvaratskhelia. Giacomo Kvaratskhelia ha avuto problemi a giocare, non doveva giocare questa partita, ricordiamo. Poi ha recuperato, penso, è entrato, però già è indolorante, già con dolori. Rischia che lo fa uscire. Rischiamo di perderlo già nei primi 2 minuti. Potrebbe subito entrare Neres. Ora staremo a vedere. Punizione per noi quando siamo al secondo minuto. Vai Luca. Vai Polita. Schiacciato. Dentro al campo e giocare tra le linee, mettere in difficoltà la difesa del Cagliari. Ah sì. Vai Spinazzolo, vai, è entrato Kvara, è rientrato. Kvara, col pallone tra i piedi, destro viene... Oh, è angolo però, l'ha toccato. No, l'ultimo tocco di Kvara, rimessa dal fondo. De Jong si è messo avanti al portiere a difesa, avanti a Kvara a difesa. Niente, l'ultimo tocco è stato di Kvaratskhelia, rimesso dal fondo. Lo sentite? Scuffetta, quella è la voce del portiere del Cagliari che dice aspetta, rinuncia a giocare corto, gioca a palla lunga. Vai anche sa, vai. Allargala però, allarga. Vai Mazzocchi, vai. Vai Capelbo. Buongiorno, buonanotte. Lungo per Lukaku. Mamina indietro per il portiere. Scuffe, Mina.
riparte il Cagliari, lancio lungo di Mina, Gaetano di sponda verso Lumumbo. Mamma mia. Bravo Rachmani a fermare Gaetano. Lobotka lancio lungo a cercare sempre Lukaku di sponda. Pallone ottimo per Politano, lungo per Kvara. Zappa a coprire su Kvaratskhelia. Palla per il Cagliari, Mina indietro per il portiere, ancora Scuffetti. Il Cagliari parte da dietro, dal suo portiere, da Scuffetti. Per Mina. Mina ancora pallone per... Chi è quest'altro? Marin. Augello indietro per Luperto. Luperto da Mina. Mina allarga per Zappa. Zappa lancio lungo a cercare la prima punta, attenzione, è fuori gioco però. Piccoli erano fuori gioco, infatti ha alzato la... Oh, cazzo, era fuori gioco, sapete? Tanto, si vedrebbe bene un po', chi è morto. Sì, Luperto gioca al Cagliari, non lo sapevi, non c'è più all'Empoli Luperto, c'è il Cagliari Riccardo. Un altro ex nostro, c'hanno Gaetano e Luperto. C'hanno. Il Cagliari ha Luperto e Gaetano del Napoli. Due ex. Intanto Meret, lancio lungo a cercare sempre Lukaku. Sì. Giochiamo di sponda su Lukaku, il Napoli sta giocando. Da come sto vedendo il Napoli sta giocando di sponda a Lukaku. Pallone lungo sempre a cercare Lukaku. Però, boh, non lo so. Preferisco il possesso palla che quel gioco di cerca per forza Lukaku. Vai Politano, salta l'uomo, ancora Politano, si accentra, pallone per Kvara, Kvara al limite dell'area, Kvara tira e niente. C'è Zappa a chiudere, la fa ritoccare ancora su Kvaratskhelia, rimessa dal fondo per il Cagliari. La difesa del Cagliari fa muro bene, blocca bene a Kvaratskhelia, gli attaccanti Lukaku, lo stesso Politano che è riuscito a saltare prima due uomini, ma poi Kvara è stato bloccato dalla difesa. Rimessa per il Napoli quando siamo a metà campo e al 7° minuto del primo tempo di Lorenzo indietro per Meret, Ramret, passa all'H, a buongiorno. Marcato, buongiorno, a Rachmani. Lancio a cercare ancora Lukaku di fisico, punizione, prende punizione. Bravo Big Rob, sciattallaca. Se è comprensibile di esterno, Politano accende Lukaku per le azioni. Ragazzi, lasciate like se state guardando la live, per piacere, almeno alzate un po' di visual perché siamo 4 piccioni, 4 yard, 4 in numero proprio. Allora, pallone per il Cagliari, attenzione Gaetano, si accentra, grande chiusura di Lobotka, ancora il Cagliari in avanti, ancora cross in mezzo, anche sa liberare, ancora Cagliari in mezzo, attenzione, grande chiusura di Buongiorno e c'è fallo. Grande Alex, grande Alessandro Buongiorno, grande chiusura in difesa. Che difensore, voglio che difensore. È andato a mettersi nell'acrobrazia di Piccoli stava per prendere il pallone e Buongiorno anticipato e si è procurato la punizione. Vai Napoli, vai Napoli, vai.
resistere anche a questo momento di alta tensione dei giocatori qui in grande ancora. Fanno stavolta tiro per il braccio. Politano Dario molto vicino al capo. Barcia arriva in un secondo momento, ma Politano fa quasi la seconda punta proprio per lasciare poi lo spazio a Mazzocchi. Bravo Rachmani. Piccoli, ancora Gaetano. Già tanto dentro la partita. De Jong. Basanzi contro Marina. Si da Gaetano. Bravi. Però sembra questo lancio lungo. Mamma mia. La tocca di mano Lukaku, la stoppa prima di... Perché Lukaku poco fa cercava di urlare a Conte, devi dire a Kvara di stare qui dentro, non così largo. Conte non riusciva a sentirlo per il troppo frastuono, allora Lukaku è andato a dirlo a Kvara appena c'è stata la possibilità. Palla indietro per il Cagliari, Mina, allarga per Zappa. Bravo a recuperare Spinazzola, Kvara indietro per Lobotka, il Napoli riparte da Lobotka, Anghissà indietro da Buongiorno, Anghissà, Lobotka a cercare Politano, anticipato dalla difesa del Cagliari, riparte il Cagliari, attenzione al Cagliari, anche il Cagliari con Gaetano, ancora Gaetano al limite dell'area del Napoli per Luperto in mezzo, c'è sempre Lobotka a coprire, Lobotka, lancio lungo, sempre a cercare il solito Lukaku che si prende fallo con il fischio. Vai Napoli, vai! Mina fa fallo su Lukaku ancora di fisico, si prende così il calcio di punizione per il Napoli. E Conte tutto arraggiato, tutto ingazzato. Tutto ingripato. Punizione del nostro Napoli, c'è Rachmani incaricato a cacciarla. Penso la caccerà a cercare, no, il solito Lobotka che la manda lunga per il solito Lukaku, ancora Lukaku, ma questa volta commette fallo Lukaku. Riparte il Cagliari. Anghissà, subito recupera il pallone, Mazzocchi per Anghissà, ancora Anghissà indietro per Di Lorenzo avanza verso il centrocampo, ancora a Napoli, Anghissà per Lobotka a cercare Mazzocchi per Di Lorenzo, ancora Anghissà per Lobotka indietreggia, poi per Anghissà, ancora Anghissà per Di Lorenzo, Lobotka che avanza, supera il centrocampo, ancora Lobotka, lancio per Kvara dal limite, Kvara si accende per Politano da fuori area, ancora al muro della difesa del Cagliari e poi Lobotka svirgola il pallone, Mazzocchi, ancora Napoli, ancora Mazzocchi dal limite, ma c'è il Cagliari con Gaetano che chiude tutto, spara in avanti, Anghissà ancora da anticipare il pallone, il lancio lungo del Cagliari, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, tutto di prima il Napoli, Politano, che bellezza, Mazzocchi in mezzo, ancora a difendere Luperto. Vai Napoli, va! Da morto, il Cagliari recupera ancora un pallone, il Cagliari è tutto messo lì, tutto schiacciato lì a recuperare e cerca le ripartenze. Ma te lo puoi aspettare in una partita con il Napoli super offensivo. Buongiorno che avanza in attacco, calcio d'angolo per il Napoli. Bravo Alessandro. Sì, il Cagliari si mette tutto indietro e poi va di ripartenza. Kvaratskhelia sul calcio d'angolo dalla bandierina, siamo a 13 minuti e 30 secondi, anzi va Politano in mezzo, anticipa ancora il difensore del Cagliari, Lobotka che riprende il pallone però, lanciato per Mazzocchi che è l'ultimo in difesa, ancora Lobotka è da tutte le parti, Lobotka lo vede a recuperare a centrocampo, lo vede a recuperare in difesa, lo vede avanzare per i palloni per gli attaccanti in attacco, cioè,
Lobotka dappertutto, la capa e boh, mette da tutte e parte. Ragazzi, lasciate like e iscrizione se siete a guardare la live. Ancora per Lobotka, riceve lo scarico, Politano, è arrivato Mazzocchi. Politano, Lorenzo, sguarda in area, va dietro sull'attacco profondo di Spinazzola che va a tenere in campo, ce la fa Schifretti. C'era fuori gioco di Spinazzola, però anche questa da segnalare, come giocata, tagliando una palla. Oh, Spinazzola! Perché va tanto dentro il campo, anche lasciando un po' qua largo a sinistra, Spinazzola in questo taglio profondo. Però abbiamo visto come il Napoli spesso e volentieri riesce a trovare la palla centrale su Lukaku. I due centrocampisti, Marin e De Jong, non fanno tanto la filtra alla difesa, quindi il Napoli opta sempre per quel pallone verso il suo attaccante. Lobotka sarà passato intorno in prima. De Jong, Pazzi, nuova De Jong, attacco forte da Lobotka, però come fanno Lukaku. Eugenio, provate nel campo, ce la fa, il freno del campo che poi trova insomma principalmente, Gaetano, Eugenio, profonda, Lobotka, sulla traiettoria. Vai, vai, è da solo, fallo. Vai che vai. Anche per uno come Lazzi, quale il raddoppio di memoria. Oh, va. Mazzocchi, bravo Germina, infatti saltare subito. Mazzocchi che inizia. Di Lorenzo Lobotka. Vai. Lobotka tocca, devo far male. Lobotka, ma come cazzo giocavo pallone? Trova spazi importanti. Entra questa giocata che dice anche l'inserimento da parte del centrocampista, vedi Lobotka, ma in questo caso perso qua da De Jong, vedi? Bastava che glielo appoggiavi, c'era una fucilare, cioè. I tirati in porto, i tirati a poco. Che è un passaggio video. Anzi, la palla un po' scomoda di Germina, ci sta trasferare. Eccoli, McTominay. Vai McTominay. McTominay sei in panchina, vuoi una patatina? Vai, vai. Botto, ancora Lukaku con il fisico, va per terra. Lukaku, ma come cazzo fatto fa buttare in terra? Si grosso, sì. Vai, Polino. Vai, ma Lukaku. Oh, mamma mia. Gol! È gol! È gol! Mamma mia, che gol! A culo, che ce l'ha fatto! Grande capitano! Grande Lukaku, dopo che il culo trippa pure lui a famoso. 1-0, non sembrava gol, sembrava che gli aveva poi invece è andata dentro. A famoso. Parlate. Grande Napoli. 1-0, siamo al 18esimo. Cagliari 0, Napoli 1. Rivediamo. Anchissà allarga per Politano. Politano rimette in mezzo per Lukaku appoggia per Di Lorenzo. Deviazione di Mina che inganna il portiere. 1-0 Napoli. Mamma mia, io da sapulpetto, portiere, scuffea, è sbagliata la traiettoria, è sbagliata. Ma che tu aspettava là invece aiuta là, ma che là, ma chi t'ha fatto fa? Mamma mia. A Famò, 1-0, aggiorniamo il risultato, a Famò. A che minuti? 18esimo. Oh, mamma mia, subito Cagliari ci ha provato. Grande Alex. Assolutamente il Cagliari è vivo qua, bravissimo, anzi perché
lanciato bene Peret, attento sulla sua traiettoria. Adesso il Cagliari Aggiorniamo il risultato. in zona squadra del Toro Conte a quanto Maricco riesce a uscire. Cristina Germina Luberta chiede una palla alta. Calcio d'angolo per Cagliari, lungo. Mina, grande ancora, buongiorno ad ostacolare. Quando diamo Alessandro, buongiorno, sì, forte. Ma ci volevano difensori, ci voleva. Grande buongiorno e buonanotte pure, nesunatura. Preciso. Il Cagliari che deve avere anche pazienza, perché una personalità anche diretta, insomma, un po' forzata, anche dovuta al pressing alto dei giocatori del Napoli, però con poca qualità. Poi a volte anche da casa la percezione non si ha sul ritmo. Ci sono stati minuti dal 10° al 20° dove c'era una cosa che ha tenuto. Intanto Roberta del Bolivano, Spinazzola, Kvaratskhelia. Grande Guevara, oh, mamma mia, fallo. Oltre le qualità tecniche, no? È un giocatore che si mette al servizio della squadra, perché vedi, cade, si rialza, rincorre, capace qua in questa azione. Se questa è la voglia di lottare, se questa è la cattiveria agonistica, tutti può dormire tranquillo. Grande Guevara. Panza, vai, oh, vai Spinazzola, rallungore. Bravo Rachmani. Vai Meret, vai, butta innanzi a cercare il solito Lukaku, va. A cercare il Big Rom, va. Va a cercare un Big Rom. Oh Big Rom. Così aggressivi, pure danno in palla, sono spesso costretti, no? A giocare di spalle alla porta, quindi è normale che hanno spesso l'uomo dietro. Vai, va! Robotica, vai, buongiorno, vai. Nostra, è nostra. Scusa, si ferma Mario Bocca, oggi partita che abbiamo ufficiale numero 106 consecutiva. Tra Creme e Nazionale ha giocato 15 con 100 della Lega è un gruppo impressionante, ma poi anche con grande intensità. Vai, Guevara, vai. Vai, Lobo. Vai, Lukaku. Hai sbagliato l'ultimo passaggio. Ha fatto pure il primo assist, Lukaku. Primo gol e primo assist. Un gol e un assist per Lukaku. Scorsa settimana gol e questa partita già assist. Vogliamo un altro gol, Big Rom, un altro gol le fa. Vai anche sa, va. Fallo kill, oh, gioco pericoloso. Anche sa, vai, Magnatil. Vai, che vai. Bello. Ma tira. Dovevi tirarla, anche sa, porca puttana.
Mazzocchi. Sì, quello che non sta cadendo in questo momento perché ci sono degli scontri particolarmente violenti la tribuna di destra rispetto alla vostra prospettiva all'angolo sul terreno del Napoli e i tifosi del Cagliari che sono lì vicino Ma mammo! diversi Anche sta magna dirla. Ti taccate i capelli, perché pesano. Tieni i capelli di marmo. Anche sta tieni i capelli di marmo. Tieni un marmo in capo, fra. Hanno acceso a Pascale. Pascale. Antonio Conte ha mandato Ma che? Oriani insieme ai giocatori del Napoli sotto il settore ospiti. In questo momento Sta succedendo casino. Oriani dalla panchina al settore ospiti insieme a Buongiorno, Spinazzola, Di Lorenzo, Politano e Kvaratskhelia per cercare di calmare il settore ospiti dei tifosi napoletani. È chiaro che c'è stata anche la risposta dei tifosi del Cagliari là vicino, ma in questo momento la squadra, soprattutto coloriali, mandato in persona da Antonio Conte, è sotto il settore ospiti per cercare di tranquillizzare la situazione. Mamma mia, ma perché a me fa sempre casino qua? Perché succede sempre casino? La partita ti fa diffondere la fiducia attraverso il lato parlante per far terminare quelli che sono gli scontri o i lanci progetti o molto spesso abbiamo visto per intolleranze verbali nei confronti di avversari e di giocatori sicuramente andati individuati, nessuna definitiva non spetta all'arbitro ma al responsabile dell'ordine pubblico. Adesso naturalmente aspetteremo l'annuncio attraverso i radioparlanti e quando ci sarà la stabilità, la tranquillità si potrà ripetere sempre del responsabile della sicurezza. Sta succedendo casino, voglio. Si stanno chiamando i fumogeni uno in quella nata, Cagliari e Napoli, i tifosi. Questi sono episodi che non fanno bene al calcio perché poi è il campo, no? quello che conta, però da giocatore ti posso dire che ne ho passate. Vai Conte, alla faccia, va. Fatti valere. Mamma mia, ma si può stare in 2024 ancora a vedere queste cose? Dai, è una partita, frate. Guarda là, i fumogeni in campo. Che vi avevo detto che erano i fumogeni? Così. Arrivano un fumogeno che va a Mazzocchi, poi a Pascale. Stiamo passando una partita, voglio stare calmo, frate.
Buona la patata. Curva a sinistra rispetto alla prospettiva per intenderci quella dei tifosi organizzati e del Cagliari, mentre a bordo campo c'è stata una sorta di summit tra il quarto uomo, Ragguano, Nicola e Conte. I due allenatori hanno sostanzialmente dato massima disponibilità alle autorità e agli ufficiali di gara per eventuali decisioni che verranno prese, quindi sia Nicola che Conte ovviamente hanno dato massima disponibilità in questo senso. Oriani continua a fare da tramite tra tifosi del Napoli e squadra, ma in questo momento ci sono 5 fumogeni nell'area di rigore del Cagliari. Questa che è la prospettiva della panchina del Napoli, che visto lo sguardo fisso di Simeone, perché si è calmato un settore che la più complicata da gestire prima. Vai state calmo, vai scattere un cavo da dì. Hanno rotto il cazzo, non ci fanno vedere la partita, sti tifosi. Questi fumogeni il cacchio, allora. Ma poi voglio sapere come fanno ancora nel 2024 a entrare con i fumogeni in campo. Cioè, ci stanno tutti i controlli fuori, tutti i steward a controllare la gente, se portano la roba dentro. Questi si organizzano prima, molto prima delle partite, le portano nello stadio la roba. Portano i fumogeni nello stadio e poi quando c'è la partita, succede queste cose qua, vai. È possibile però. 2024 ancora sti casini qua. Forse ci siamo finalmente. Non so chi ti è pronto a rientrare, dobbiamo fuori al punto di nastro anche della partita, perché arrivavamo dalla grande occasione di Romelu Lukaku per il 2-0. Non abbiamo sottolineato, forse è stato grande l'intervento di Lukaku. Sì, assolutamente, fatto bene rimarcarlo, perché è stato provvidenziale, miracoloso, insomma, come ha insegnato un gol, provvidenziale l'intervento di Lukaku. Geremia, Zappa, Rachmani, Lobotka, Lukaku, Ma chissà, vai, ma no dietro, porca un fa. Mai poi Nella triangolazione con Ogello, poi nel mettersi davanti di Lorenzo col corpo, farsi far fallo, ottenere una punizione qua interessante da parte dei Cagliari. Capire anche se mentalmente uno stop del genere imprevisto, la cosa può fare, si trova il campo che su punizione, Ogello Marini sul pallone. Centrale e rivedete Viola. c'è la punizione per Cagliari al limite dell'area. Augello sul pallone. Meno male, vai, la fa bocca. A calcio d'angolo, c'è deviazione di Buongiorno, ancora Buongiorno. Che difensore. Che difensore abbiamo preso. Ce ne vorrebbe uno più forte al suo fianco, uno migliore di Rachmani. Allora non basta nessuno. Poi. Io farei di tutto per prendere Sergio Ramos, anche se è vecchio, tiene esperienza, è svincolato, sai che difesa, sai che centrali poi, Buongiorno Sergio Ramos, allora veramente non basta nessuno. Ancora fumogeni, che c'è gioco fermo, no, fa battere il calcio d'angolo per il Cagliari. Marin lo batte, attenzione, grande salvataggio di Lobotka,
che nel momento giusto, al posto giusto, va a liberare un pallone che sarebbe forse finito in rete, ragazzi. Grande Lobotka. Io l'ho detto, è da tutte le parti oggi Santo Stanislav Lobotka. Oh. No, ce l'aveva attaccato. Oh. Fa vedere? No, c'è punizione. C'è punizione. Perché l'aveva allargato. C'è punizione. Mamma mia. Ma perché ci abbiamo più rischi in ossaggio? Alto. Marin, acchiappato su. Patatina per il coniglio. No! Per mia. 10 euro. Boh. Oh, ero qua, io cose di soldi. La patana è la mia. Vai Romelu! Fuori gioco. No, era fuori. Patana, già tutto via. Vai. Lancio lungo, vai Di Lorenzo indietro. Bravo Meret che gliela ridà, grande. Vai Giovanni. Anche sta, bravo Zambone. Vai Alex. Oh. Alessandro, sei bravo, fai cose buone. Vai Spinazzolo, va. Bello. Vai, bravo Politano. Nostra, caccio da. Andiamo aiuto, facciamo un secondo gol, vai. Ehi, facciamo un battonato inglese. Moscia ancora, vai, cari messa la vela. Guarda lì, guarda la torsione per Lukaku, ma Lukaku era ostacolato da un difensore. Bravo Spinazzola.
Mamma mia. Di loro allora tirati in curva le tirate. La pianta che piccione, che quaglia. Che pigliate. Vai Conte, il parrucchino che si alza, mamma mia. Vai Conte, agghiaggiante oggi, 1-0. È fortuito, ma ci godo ancora di più. Godo ancora di più per quelli là che stanno secciando, godo ancora di più. Così le voglio vincere il partito, anche a culo. E poi sono punti fondamentali questi qui così, capito? Oh. Oh, mamma mia, buongiorno. Ma ancora? No, stavolta Mazzotti. Bravo Pasquale, bravo Pasquale, così devi fare le cose a modo, bravo Pasquale. Bravo a Fratamo Pasquale. Sì, quella piccola deviazione di Buongiorno l'ha messo fuori causa al giocatore del Cagliari. Aia, Meret, santo Meret, che parata fa? Mamma mia, che parata fa? Su piccolo, chi è? Bravo Alex. Su piccoli, bello, era centrale, perché chi le pare tutti centrale, era abbastanza centrale, però bravo Meretto che è reattivo, però. Fallo di Lobot, in allungo, sì, ha preso pure il giocatore. Vabbè. Aleo, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Aleo, aleo. Ale, Napoli, ale, lotta qui per noi, conquista la vittoria, conquistala per noi, ale, Napoli, ale. Robot che ha ammonito. Spinazzola lunga. Vai, Mina, scordinato, vai da Lukaku, vai che vai, era grande. Mina da anticipare ancora. Bravo Spinazzola. Ciao Mazzocchi, sono Gello. Segretario del gruppo. Rachmani. Andiamo, voglio. Spazio del tempo anche internazionale. Viene subito sfoccata la linea di passaggio. Poi Marin. Bello! Bravo, che vai. Vai, sale anche sta. Che vai, mamma mia. Poteva fare qualcosa di meglio, Politano. Sì. Qualità. Bellissimo Zappa, segue il taglio di Kvaratskhelia. È assoluto. Dando calcio d'angolo per noi, siamo al 44esimo del primo tempo. Politano sul pallone. Vai.
sta arrivando poi la schiena invece da fuori. Ah, Non è allontanato, poi Rigola vince spalla contro Anghissà. Lobotka, Valencia. bravo, Capebombo, bravo, bravo all'Obotte. Perché anche nelle palle inattive, insomma, c'è molta fisicità oltre che l'intensità in questa partita. Buongiorno. Zappa, Azzi, buongiorno, Pazzi. Un po' di spazio. Lukaku, quel che può. Spinazzola, è rimasta in campo, non finisce nessuno del Napoli, alza la voce Conte, ora Spinazzola prepara. Vai, vai. Bello. Ma tira là, cacchio, tira una fucilata. Anche che appunto, come bene, tira Spinazzola. Ah, ma era fuori gioco? No, no. Non è. Ah, era non Spinazzola, ma l'altro in fuori gioco. Si fumogene, ha ragione, Ricca. Vai Lukaku, vai. Passalo però, Attacca anche la profondità, non mi vedete sempre incontro. Sì, perché è venuto spesso il Napoli ha utilizzato, no? In questo primo tempo da pivot, quindi da giocatore palla addosso oppure incontro, quando lui ha tutto anche per attaccare la profondità. Poi la linea del Cagliari è alta e lui è un altro posto rispetto a Germino. Sì, assolutamente. Anche quello, perché proprio anche il Cagliari gioca uno contro uno, uomo con uomo lì davanti, lì dietro. Cerca la combinazione con Lukaku, c'era l'intesa tra i due anche se non si sono trovati. Bravo. Buongiorno, sei un grande. Mamma mia. Ancora lui. Ancora Alessandro. Ah, poi sbaglia tutto, il passaggio lo sbaglia però. Oh. Grande chiusura, ma poi lancio sbagliato. Per innescare l'attacco. Sì. Oh. 6 minuti in questo primo tempo, 8 di recupero per l'interruzione, causa un po' di scontri. Grande Anghissà, vai Panderone. Ecco vai. Bello, vai Spinazzola, vai. Bello. Vai, mamma mia. Sbagliamo, ma troppo avanti era Mazzolo. Un bellissimo tunnel, vedo il cross in Spinazzola perché Mazzotti aveva tagliato le spalle del difensore di Agello. 8 minuti, mamma mia, è proprio i fumoggi. A 53 finisce il primo tempo. Bravo Mazzocchi, vai. Ah, però perché questi passaggi è merda, Pasca. Grande Di Lorenzo. Meno male non l'ha presa. Va a lisciare, meno male. Però c'è sempre Alessandro a dare noia, sempre buongiorno. Grande partita di Alessandro Buongiorno.
di Meret è lo stesso Lobotka che sta facendo una grande... E pure Anghissà c'è. Di Lorenzo, chissà, Lobotka Politano. Era andato in profondità Lukaku, non aveva chiesto poco fa Antonio Conte, no, non l'hanno visto i compagni. Buongiorno, Anghissà. Era fallo forse là, boh. Aia. Due piccoli Roccmani da fare anche ragionare. Zappa, Marin. Bravo, stavolta che il braccio attaccato, bravo Ammazzocchi. Attenzione, oh. Ah, meno male. Meno male. Cagliari ora sta giocando buono. E ancora in questo caso vedi Piccoli si stira sul secondo palo, ci fa il primo cross, poi è ribattuto, ci riprova ancora, con Piccoli vedi che esce dal fuorigioco, rientra in gioco e qua sul secondo palo dovuta complice anche la deviazione, però la coordinazione non è stata nel migliore dei modi. Questa reazione anche di chi la partita la vive da fuori, però di applausi di Nicola, insomma, la partita dei Cagliari è da applaudire. L'interpretazione nel modo in cui ha reagito allo svantaggio, sta provando a mettere in difficoltà un Napoli che comunque è forse nella versione migliore di stato in cui Conte se non la partita contro la Bologna. Nicola, il gruppo si è innalzato, si scorre questo pallone che Rogelio non riesce a vedere. Su questo che manca forse un po' il Cagliari, non è giusto perché benissimo l'intensità, benissimo anche la pressione, tutto. Buonasera Federico, ciao, come stai Fradma? Grazie Federico, pure a te, benvenuto, mi fa piacere rivedervi tutti, anche a Riccardo, guarda. È un po' che ci sentiamo, tu come stai? Tutto bene Federico? Sì, dai, sì, non ci lamentiamo, sì. Te? Com'è? Tutto a posto, vedete? Vai. È nostro? No, è del calcio. A toccare. Sì, tutto bene. Bene, mi fa piacere. Bene. Bello. Bello. Madonna, Luca che inciampa. Peccato, madonna. Oh. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Che partita che stiamo vedendo? Si va da una parte all'altra. Gaetano ci va a soffrire. Mi sono collegato quando stavano lanciando petardi, meno male si sono calmati. Meno male, vedete veramente. Oh! Traversa di mina. Oh! Palo! Ma era fermo. Più che effervescente, non lo so se non sei germinato perché c'è quella gamba di dietro, quella di Mazzocchi che rischia di tenere il gioco, siamo al limite. Allora, qui Nel primo tempo, va bene così, dai, 1-0. Dobbiamo entrare con la testa nel secondo tempo perché il Cagliari dopo che ha subito il gol
sta facendo la sua partita, sta giocando bene, ha preso pure un legno. Lasciamo stare il secondo perché era fuori gioco. Noi abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, non è che siamo stati a guardare, però loro l'hanno avuto anche quella di Piccoli dove c'era Meret, vabbè, centrale. Noi abbiamo avuto quella che potevamo andare in porta con Lukaku, lo stesso quella con Kvaratskhelia che Politano l'ha passata a lui, ma poteva far meglio. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per poter fare il 2-0, che poi Spinazzola a posto di tirare ha crossato sbagliato. Cioè, ci sono state occasioni anche per raddoppiare per noi, e poi il Cagliari ha avuto le sue occasioni per poterla pareggiare, nulla togliere, che il Cagliari sta giocando bene dopo il gol subito e noi stiamo facendo la nostra partita cercando di chiuderla, di raddoppiare sul 2-0. Dobbiamo fare più attenzione nella fase difensiva perché il Cagliari quando attacca sembra pericoloso, sembra sempre che possa creare qualcosa. Vediamo il secondo tempo. Niente, ci vediamo il secondo tempo. Diamoci un attimo di pausa e ci vediamo fra poco. La partita. Lasciamo cosa. Pigliate un bicchiere di Coca-Cola fresco, un caffè, un tè. Intanto Napoli ha avuto le sue occasioni, come ho detto, il Cagliari lo stesso. La stiamo vincendo noi, un gol fortuito, diciamo, no? Però è stato bello il passaggio di Lukaku per Di Lorenzo. È il gol di Di Lorenzo fortuito sul tocco di Mina. Però poi il Napoli ha comunque giocato in tratti della partita, ha fatto vedere dei passaggi di prima, delle giocate importanti, anche quella fra Kvara e Lukaku che si sono trovati, dove Lukaku praticamente è inciampato sul pallone, cioè si sono viste belle cose, lo stesso tunnel di Spinazzola, Lobotka che lo vedi da tutte le parti del campo a recuperare indietro, a salvare un pallone che andava verso la porta. Anghissà che comunque si propone sempre avanti, recupera dei palloni importanti. Lukaku che fa sempre le sponde, si procura i falli. C'è Kvaratskhelia con le sue giocate se ne porta due sempre dietro. Insomma, stiamo vedendo un ottimo Napoli. Mi aspetto qualcosa di più, però in fase offensiva, in fase difensiva c'è Buongiorno che sta facendo il vero muro difensivo. Pass. Che Alessandro stiamo vedendo oggi? Niente. Da parte del Cagliari che dobbiamo dire? Le fiammate di Luvumbo, Gaetano che si propone sempre. Sono i più pericolosi del Cagliari, Luvumbo e Gaetano. È Piccoli che però si è mangiato in varie occasioni un gol, forse. Insomma, secondo me da parte del Cagliari Luvumbo e Gaetano sono da tenere sott'occhio, sono i più pericolosi del Cagliari. E niente, faccio fatta la telecronaca e ora aspettiamo l'importante è che oggi si vince per restare sopra dobbiamo vincere per forza. Poi la prossima andremo a Torino proprio con la Juventus, dobbiamo vincere, Federico, dobbiamo vincere. Denver. Occhiali. Maron. Rosicano, Già stanno rosicando i juventini vedendo vincere il Napoli.
Poi con un gol così si gode, mamma mia come si gode. Tanto. Vogliamo pigliare 5 secondi di pausa. Comunque sono contento anche volevo dire, sono contento anche del come si dice, rientrico, rientrico, sia da me, di aver rimesso, perché poi non mi viene che la parola, di aver reintegrato, integrato nella rosa Foloruscio, perché così il Napoli ha più giocatori anche in panchina e può variare le formazioni, può variare i moduli perché abbiamo più alternative. Abbiamo Gilmour, abbiamo McTominay e abbiamo lo stesso Foloruscio a centrocampo. Poi i titolari sono Lobotka anche chissà, però con queste alternative valide che abbiamo perché sono forti, non è detto che sono sempre titolari. Come ha detto Conte, io voglio voglio una squadra che abbia dei valori che non ci sono titolari. Chi gioca meglio, quello si prende il posto. Anche chissà da quando sono arrivati, da quando si sono fatti i nomi di Gilmour e McTominay, sta facendo grandi partite, si sta facendo sotto. Sta giocando alla grande, pure questa partita sta giocando bene. Lo stesso Lobotka, perché Lobotka ha preso un pallone praticamente da dentro la porta, poi da tutte le parti del campo. Ecco, se devo trovare una pecca in questa partita di Lobotka, un po' impreciso nell'ultimo passaggio, anche il pallone che poteva mandare in porta, ora non mi ricordo chi era, chissà, l'ha sbagliato, o a Mazzocchi, era l'ultimo pallone per mandare in porta, sta sbagliando. Poi per il resto, bene. Buonasera Caprin Up, buonasera, ma si dem, chi si... Cosa ne pensi della partita di Lukaku? Non male, però mi aspetto di più, come ha detto Conte, vederlo anche in profondità con il pallone, non solo a venire incontro al pallone e proteggerlo, ma aspetto qualcosa anche sulla corsa, sulla essere propositivo, saltare l'uomo e provare a calciare in porta. Questo, mi aspetto anche questo da Lukaku, non solo proteggere il pallone, capite? Come fa lui. Questo. Poi sta facendo una buona partita, non di più, una buona partita. Se poi fa anche quell'altro, allora ti direi che fra i migliori in campo. Però per me attualmente i migliori in campo sono Buongiorno, che in difesa sta facendo una grandissima partita, e poi Lobotka che anche chissà, anche Kvara sta giocando bene, attenzione, come a Lukaku, un po' tutti stanno giocando bene, però mi aspetto di più da questi qui, capito? Da Lukaku. Invece Buongiorno Lobotka e anche chissà, per me sono i migliori in campo. Poi stanno giocando un po' tutti bene, da Meretta, Rachmani, Mazzocchi deve migliorare un po' di più in fase difensiva, mi fa un po' troppo paura Mazzocchi in fase difensiva, anche lui sbaglia troppi passaggi, impreciso.
ecco, è quello meno, diciamo, positivo degli altri. Se devo dare dei voti è quello meno in positivo. Poi però comunque sta facendo benino, dai, pure lui. L'ultima palla l'ha sbagliata, peccato. Anche Spinazzola, sono d'accordo, anche Spinazzola sta giocando bene, ha fatto anche una giocata dove ha fatto tunnel, poteva mettere meglio il pallone, non so se ha sbagliato più Mazzocchi o Spinazzola, perché Mazzocchi è andato troppo in avanti, magari doveva aspettare il pallone di Spinazzola, perché lì, andando di lì, sei troppo coperto, sei troppo chiuso, era difficile il pallone. Comunque sì, siamo un po' siamo imprecisi sull'ultimo passaggio. Questo mi aspetto più precisione, capito, sui passaggi. Poi il Napoli sta giocando bene. E mi aspetto che anche andiamo molto di più a contrasto, perché anche il Cagliari, dopo il gol, ha creato qualcosa, ci ha messo un po' in difficoltà. La palla di Piccoli dove ha parato Meret, quella palla dove ha colpito la traversa Mina, lo stesso Piccoli dove ha avuto quell'occasione, però deviata da Buongiorno. Poi Gaetano che aveva tirato quel tiro lì, vabbè. E tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Oh, oh. Devi mollare, Napoli torna campione. Farò con te. Che bello l'azzurro del Napoli, sì. Abbiamo un colore bellissimo, Federico. Cioè. Capri, dopo Napoli, vai Capri, non ti preoccupare. Napoli, ma dopo la partita rimane ancora in live. Ah, mi avete fatto questa domanda. Dopo la partita faccio il video praticamente, Capri. Faccio il video post partita. Se volete guardarlo sul canale. Comunque, se vi fa piacere, lasciate like per magari così la gente ci viene più a vedere il canale, viene a guardare la live. Per alzare un po' le visual, non vi costa niente, se volete, io non obbligo nessuno. Iscrivetevi al canale, qualora non siete iscritti. Condividete con i vostri amici, se volete, e niente più. Poi per una piccola donazione, se volete farla anche quella, in descrizione del canale troverete PayPal. Ecco, comincia il secondo tempo, vai giù, comincia il secondo tempo. Sul monitor Gianca mi faceva la presenza di Gaetano, se vogliamo uno stacco, ipotizziamo magari proprio l'uscita di Deiola. Ah, avevi un altro account. Sì, io ti seguo da 4-5 anni, grande Capri. Sei un mostro, sei un bravo aiuto. Sei un bravo aiuto. Esce Deiola per il Cagliari. A dopo
Ma no a dopo che ci vediamo dopo, capi? Entra dopo al posto di Deiola. Che se no sembra che ci vediamo dopo, a dopo. È triste, ha battuto Saccio, però. Ma se chi si tiene le nuove così, a dopo, buongiorno, buongiorno a dopo. Vabbè. Hai capito? Sì, la sto guardando su DAZN, Federico. Allora, il Cagliari sul pallone con Gaetano per il secondo tempo, sta per iniziare. Ricordiamo il Napoli in vantaggio a Cagliari 1-0 con il gol di Di Lorenzo al 18° del primo tempo, con assist di Romelu Lukaku. Per chi gioca anche il fantacalcio, no? È importante sapere chi ha fatto assist e chi ha segnato. Cosa ne pensate, ragazzi, di Big Rom? Che impressione vi fa con la maglia del Napoli, Romelu Lukaku? Quanti gol farà secondo voi questa stagione? Anche in prospettiva fantacalcio, perché io ancora ho da fare l'asta del fantacalcio, voglio anche qualche consiglio, perché io più che Romelu punterei su Kvaratskhelia. Secondo tempo iniziato. Marin, saltano piccoli e anche sa, Lufumo, Ogello, Marin, Roberto Geremina, e dopo, va, Mazzi, chiude triangolo. La sviluppa dall'altro lato in cade con Roberto. Ogello si vede tra le linee che hanno parte lui precisa. Rachmani. No, io non dicevo egoista, nel senso, però come lo vedete Lukaku con la maglia del Napoli? Secondo voi farà tanto bene, farà tanti gol, farà meno gol, farà più assist? Volevo un vostro consiglio, secondo voi, secondo il vostro punto di vista. Perché io Lukaku lo vedo un giocatore che secondo me farà non più di 15 gol, 15, una media di 15 gol. E poi farà anche un po' di assist, essendo un giocatore fisico, come è successo oggi, che protegge il pallone e fa segnare gli esterni. In questo caso ha segnato Di Lorenzo, ma può far segnare Kvara e Politano o Neres, per dire, no? Sull'esterno, nuovo Gaetano, a dopo, si è proposto anche Zappa. Attenzione a Cagliari, voglio. Oh, Meret, miracolo! Mamma mia, grande Alex, però c'ha mascetà, perché il Cagliari, l'ho detto, è rientrato in partita nel secondo tempo come aveva finito nel primo tempo, Luperto vicino al gol. Miracolo di Meret. Questo miracolo di Meret, ha fatto un paratone Meret. Però ci ha mascetato, ci ha mascetato. Non è possibile, perché il Cagliari è rientrato nello stesso modo che ha finito il primo tempo. Grande Meret, grande parata di Alex. Attenzione, voglio ancora Cagliari. Forza, voglio usciamo da lì. Buongiorno, è uscita da fuori. Fallo là, Vai che vai. Vai, Robot.
Allarga, allarga. Ah. Beh. Su, aiuto, su, anche. Grande, bello. Ah. Attenzione, aiuto. Fuori gioco. Fuori gioco. C'è Rachmani a terra, voglio. Sì, 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 va a segnare pure gli altri, infatti. Stava sviluppando l'azione di contropiede, ma qua ce la fanno rivedere, era veramente un'azione manovrata con pazienza, con qualità. Solo Meret, veramente un Meret oggi Ci è andato bene, ci è andato. perché ha fatto un miracolo qua, vero e proprio, un miracolo sul secondo palo. Luvumbo poi l'ha tirato troppo angolata di sinistro e non ha trovato l'angolo. Bene per noi, lì. Buon per noi. Ma guarda, Benet, io mi ricordo che ad Euro 2016 venne con noi nella rosa chiamato proprio da Antonio Conte, no, a fare il quarto portiere, poi fu convocato per l'esperienza, aveva appena 16-17 anni, dai, che posso garantire che si vedeva già che era un portiere di prospettive altissime. Comunque abbiamo recuperato anche Zerbin, vedo in panchina. Abbiamo la panchina, abbiamo la panchina, abbiamo la panchina, abbiamo giocatori in panchina finalmente. Non come le prime partite che non tenevamo nessuno in panchina. Era una piacchilla là che stavano a fatica con me in panchina. Ci stavano nessuno. Conte se girava diceva ma che ci fa a calcio, tra sì io. Attenzione, vai anche sta. Oh. Questo errore di intestardirsi per vie centrali, proprio perché a squadra schierata il Napoli lo trovi chiuso, ben messo in campo, che filtra tutte le linee. Vai Giovanni. Pazienza, no, come ho avuto prima nell'occasione. Rachmani, lancio lungo. Siamo al 50°, ragazzi. Sono solo passati 5-6 minuti del primo tempo, che si avvia verso il 51°. Il Cagliari è entrato subito forte in partita, ma aspetto una reazione del Napoli. Vai Napoli, vai. Andiamo, voglio. Bello. Vai Poli. Bella Politano, ma là non c'è nessuno. Kvara, vai che vai. Che fumoggiano. Vuole Mazzocchi, alla buona Mazzocchi, giù col petto, può passare anche fortunato nel palmo, Mazzocchi. Bello. Bello, mamma mia. Angolo? No, l'ha salvato, mannaggia. Mannaggia. Gaetano ancora. Bravo, Anghissà, che partita si fa, Anghissà. Bello. No. Anghissà sta a fare una grande partita. Quanti palloni sta recuperando oggi? Si è scedato Anghissà. Oh, ha visto a McTominay in banchina, si è scedato. Tanto palla del Cagliari, parte indietro da Lupertu verso Augello. Attenzione, lancio lungo. Fallo su Di Lorenzo. Oh. Lumbo, attennata. Sì, assolutamente, ma ti posso garantire che poi quando vedi che giochi la domenica per più degli altri, che corre, insomma, è un piacere, poi lo fai più volentieri. Bella Lobo, però sempre questi lanci lunghi e sbagliati. Lobo, addrizzano pochi piedi,
andiamo un po' più avanti, superiamo il centrocampo, non lanciamo sempre annanzi, non lanciamo sempre annanzi, perché hanno capito chi loro cagliano. Gaetano ci prova calcio d'angolo, murato da Spinazzola. Vai Napoli, vai Napoli, non ne facciamo passare. Bravo Spinazzola in chiusura. Calcio d'angolo per il Cagliari, e siamo al 53esimo. Oh, va, centrale, va, niente. Dobbiamo fare il secondo gol, va giù. Se no si rischia, dobbiamo fare il secondo. Dall'altra parte hanno fatto questi recuperi difensivi proprio per l'attitudine, no? Nella fase difensiva maniacale. Vai, vai, non mai lui. Rimane giù la bandierina, come Lukaku, libera il sinistro, Lukaku, vede la porta. No, Aveva in testa ormai la palla per Kvaratskhelia, a uno come lui italiano, killeristico specialmente per calciare. Ha fatto posizione regolare, ha fatto tutto bene Lukaku, è anche fin troppo altruista perché è riuscito a liberarsi, non lo controlla, è andato via. Infatti vedi, Antonio Conte si sbraccia, non voleva il tiro, voleva il calcio in porta, partenza attaccante. È strano proprio che non ci abbia pensato, la sensazione fosse partito proprio per andare a giocare l'assist per Kvaratskhelia, ma si aspettava il taglio non c'era più spazio. cazzo, non perdiamo sti palloni, Spinazzo. Bravo, Amir, bravo. Su. Chissà, madonna. Oh, è fallo. Sì, forse è l'unico giocatore in questa partita che magari non ha espresso ancora tutto il suo potenziale. Si è visto a sprazzi, ma c'è bisogno di lui in questo Su, vai, su. Augello Marin. Dobbiamo fare il secondo gol. Su, vai giù. Secondo me no, dobbiamo vincere. Non voglio nessun pareggio, Riccardo. Dobbiamo vincere questa partita. Mamma mia. Mamma mia, ancora Meret. Seconda traversa del Cagliari. Oh. Oh, vai giù, dai lo bot, esci. Bello, vai Luca. Vai Luca, mangiateli. Mamma. Ciao, miseria, mannaggia. Non ci sta il Becca, no, a perdere questi duelli. Fate Marin. Meret, grande Meret. Ha toccato. Come con la Roma, come con Svilar. Insomma, rivede cose nella sua testa. Sai, io scriverei sull'ultimo scudetto del Napoli, non volevo. Perché scriveresti? vai. Me lo botto. Vai, andiamo, vai giù. Vai Mazzocchi, vai. Con esterno, dentro Napolitano, Lobotka. Contro Lukaku. Ah. Forza, voglio ci serve Neres in campo, dai. Neres dentro. Fuori Politano, dentro Neres. E fuori Anghissà perché sarà anche un pochino stanco e dentro McTominay. Neres e McTominay. Forza, subito. Per Anghissà e Politano. Accetta il duello, la recupera e riparte, tenendo anche botta. Ancora Kvaratskhelia,
Lukaku che serve qua la scheda, è arrivato anche Politano alle spalle di Augello, c'è la Faugel ad arrivare. Schiveretto no. Non c'è un altro risorsa, ora sì. È dura mantenere anche la lucidità e la qualità, no? A questa intensità. Bravo Augello, questa diagonale. Perché mi dispiace per papà. Chiedo scusa, quindi iscrizione. No, non ti preoccupare, Ricca. C'è problema. Doppio cambio per Cagliari. Così. Intanto per il Cagliari è uscito Gaetano, entra Azzi, poi entra Mutandà al posto di Zortea. No, non ti preoccupare, Ricca, non c'è problema. Hai detto la tua, hai detto quello che pensi, non c'è problema. Alle spalle dei piccoli. Sì, ottima partita, ottima partita sia di Gaetano che di Azzi. Difficile trovare, insomma, oggi no? Un giocatore che ha giocato sotto livello. Sì, il Cagliari sta giocando bene, ha giocato bene, non c'è da dire niente. Attenzione che il Cagliari ancora attenzione, sta mutando, ci fa fare in da mutanda, attenzione. Attenzione, voglio un po' ve lo dico. Angolo. Augello dal calcio d'angolo, siamo al 60esimo. Vai Meret, via dentro. Fallo sul portiere. Questo è quello che deve fare il portiere, no? Per aiutare la propria squadra, quello di uscire questi palloni, insomma, essere lui che chiama e che aiuta la squadra. Molto campo adesso di Giuseppe perché tra poco arrivano le contromosse di Antonio Conte. Una in realtà è Matti Olivera e dovrebbe lasciare il posto in panchina a Spinazzola, mentre nel frattempo Conte chiede a Lukaku un lavoro di sacrificio, di allungare la squadra, dare la profondità ancora, e poi c'è centrocampisti invece di tenerla, ma c'è per Kvaratskhelia ora possibilmente. Sì, perché l'hanno cercato poco, questo inizio di secondo tempo qua si è visto poco, come ti dicevo, a sprazzi, e lui deve toccare più palloni per accendersi. Dopo, passato alla vodka, Roberto. Vai. Siamo attacco, preciso, dopo, prima di vodka. Kingston. A dopo. C'è la palla per piccoli e precisa, raccomandi. Kvaratskhelia. Tacco sopra. Mamma mia. Giardina. Zappa. Kingston. Si è proposto Zortea. Ma lui a cross. Piccolo va sul primo palo. Meret. Qualsiasi cosa pericolosa. Credo bene anche a dopo, perché si sta facendo trovare sempre pronto lì su queste seconde palle. Forza Entra Olivera invece, voglio. Ed esce Spinazzola. Fra poco vedremo Olivera al posto di Spinazzola. Alto, meno male. Si è fatto ingelosire, ma ha stoppato male la palla, non gli è rimasto un po' dietro. Io come ce lo canta.
si pubblicità hanno tutto cazzo perché allora ecco Olivera al posto di Spinazzola, cambio accennato, 63esimo voglio speriamo bene, no? Zona, adesso è Giuseppe Portocampo. Conte ha chiesto a Simeone di muoversi, come dicevamo poco Fra poco mi sa entra anche Simeone al posto di Lukaku. sulle gambe, quindi probabilmente tra poco entra il suo ritmo. Perché rientrare titolare in una partita da questi ritmi, insomma, magari è più complicata riguardo Lotti. Sì, forse non gli è piaciuto gli ultimi due palloni, no? Che è stato anticipato nettamente da Mina. Sì, Lukaku mi aspettavo qualcosina in più, onesto. Come ho detto, ha fatto una buona partita, ma aspetto di più però da Lukaku. Ha fatto una partita normale. La chiusura di Geremina si lamenta perché avrebbe voluto la rimessa, infatti viene alla fine data a Cagliari con l'operazione con l'assistente. Incredibile, no? Nonostante la stazza fisica anche a campo aperto con un Pellegrino Napolitano riesce ad allungare il passo e scegliere sempre il tempo di intervento. Attenzione, voglio. Attenzione. Grande Di Lorenzo, grande chiusura sulla ripartenza del Cagliari, grande Giovanni, grande capitano. Vai Politano, vai Lukaku, fai qualcosa. Vai Poli. Vai Lobo. Che il Napoli non andava a palleggiare nel metacampo del Cagliari. Si è giocata a ritmi altissimi, Dario, quindi anche la consapevolezza, no, di una squadra matura nella gestione del pallone, non sempre andare a 2000 all'ora, ma anche consolidare, gestire il palleggio, giocare sulle posizioni. Sano, Bocca, di nuovo a Bissano. Andiamo, vai, bisogna fare il secondo. Vai, bello. Mamma mia! Cavara! 2-0! Che pallone di Romelu! Grande Cvicia! Si è chiusa la partita. Sì così, la fa mo'. Interpreti migliori Lukaku che dà una palla strepitosa nella profondità Kvara, poi vedi come l'ha giostrata bene il Napoli il Cagliari un po' aperto qui e poi tutta la qualità di Kvara davanti a Scoffè. 2 assist di Romelu Lukaku quando sembrava non averne più e poi Kvaratskhelia con la punta a bruciare il tempo a Scoffetta. Ma torniamo anche su come l'ha gestita il Napoli, perché tutto nasceva dalla transizione. È tornato a giocare nella zona da campo, la mossa bene, Di Lorenzo. Aggiorniamo. Ci sono delle situazioni, no, all'interno di una partita dove le squadre forti, le squadre che hanno in quei giocatori, no, la capacità di capire determinati momenti, e questo il Napoli ha fatto perché ha un po' raffreddato il possesso, ha stanato un po' il Cagliari e poi dopo accelerato con i suoi interpreti, no, che hanno quei guizzi, quella capacità poi di farti male. La maturità emerge nel mordere al momento giusto, ma il Cagliari sta facendo 2-0, l'abbiamo fatto, Napoli lo porta bene, è tornato 2 pavette al Cagliari. E dopo il capitano Di Lorenzo, Kvaratskhelia. Sì, mamma mia. Ci crede piccoli, ci crede Chizzo che controlla, è una palla troppo alta da dover calciare. Ha forzato un po' troppo perché c'era la possibilità di far scendere ancora di più questa palla. Rivediamo, ha preso bene il tempo e con queste regole va stoppata. C'era Di Lorenzo che sta intervenendo.
forse ha affrettato un po' la conclusione anche per quello. Anche Riccardo e Federico portano bene, restate là e buttato buono, vai giù. Dopo Zappa per far correre lo Zortea un giorno anticipato. Poi il campo. Applausi per chissà, non sono compagno di squadra. Sì, perché questo è fondamentale, lo capisci, no? Lo percepisci all'interno di una partita, anche se la palla abbiamo visto forse da più fuori che dentro. Lukaku la lascia a Politano, a memoria, la speranza che c'è di Mazzocchi, così è. Adesso hanno uno contro uno con Augello, guardate di Lorenzo che rimane binario interno, Mazzocchi la sposta per il cross, tentazioni di Augello, il pallone messo fuori da piccoli, è tentato anche lui a dare una mano. Sì, c'è bisogno anche del sacrificio per dare attaccante, no? Mazzocchi da questo lato un motorino costante che quando il Napoli riparte si fa sempre trovare pronto, Politano lo sa, anche a occhi chiusi, no? Come dicevi te. Si può dare, fatto cenno con la testa alla penna, pronto con le mani Mazzocchi di Lorenzo, un po' di libertà rara in questa partita. Politano, Mazzocchi l'esterno, di Lorenzo finito, Bello. No, mamma mia. Unico 3-0 pure. Voglio 3-0, voglio, arrivo pure a 3. Eccolo, 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 eccolo Lukaku, eccolo, l'ho chiamato Luis, e sono 3 pene, 3 formaggi, 3 grana padana, rattappa, formaggio, rattappa, formaggio, non so formaggio, mangiamoci un formaggio, mamma mia, Romelu, Big Rom, Lukaku, si sono scambiati. Prima l'assist di Lukaku per Kvara e ora l'assist di Kvara per Lukaku. E Napoli chiude la partita. Allora, il risultato è pesante. Sbaglio del portiere, sbaglio di Scuffè qui. Velo di Politano e rete di Lukaku. Comunque, sì, a Lukaku. Però, errore del portiere, risultato pesante per il Cagliari perché non si merita un risultato così. Però a noi che ce ne fotte. Che ce ne fotte, salotto. Ecco, ha segnato pure Lukaku. Nonostante il Napoli vinca 2-0, va subito in avanti. Fotocampo, adesso di Giuseppe. Madonna mia, ma no! Ma sto portando buono, no? Sto portando buono, no? Mamma mia. Quello che sottolineate voi delle risultanze di Simeone, ma anche di tutto il resto dei componenti, di chi è seduto in questo momento, cosa che sulla panchina del Napoli non accadeva, diciamo, da un paio d'anni. Ecco, Scott McTominay, le ultime indicazioni del vice di Castellini, tra poco l'esordio in A, 3-0 che poi, visto la prospettiva del Cagliari, per quello che si è visto in campo, è troppo e fa male. Ma no. Si gode. Ecco anche McTominay e Simeone. Teniamo una grande squadra, voglio pure la panchina, pure la panchina è bello. Fallo. Adesso è il momento della doppia sostituzione. Da Lukai la penna, prima in Serie A,
McTominay, prima indicazione anche direi, perché esce il trequartista, esce poi la scheda. Grande Kviscia. Ricordo il Portogallo e Bologna nella sosta nazionale, fuori Kvara come assist della sua partita. Poi fuori Lukaku, fuori il duo. Bravo Big Rob. Se gira più da centrocampista o da tre quarti, no? Faceva un po' Kvara. È logico che ora il Napoli deve anche pensare, no? Consolidare il 3-0. E questa è un'occasione anche per Simeone, perché in questo inizio di stagione gli sta dando intanto deciso anche per il terzo cambio, fuori la moto da Pulito, l'esordio anche per Billy Gilmour arrivato da Brighton. Gilmour al posto di Lobotka, eccolo pure. McTominay al posto di Kvara. E poi chi era? Un altro cambio ci stanno. Sì, assolutamente. Rimarco la prestazione di Lobotka, lui anche sta veramente in mezzo prestazione monumentale. Grande partita, sì. Infatti, come dicevo io, Lobotka anche sta, grande partita. Confronto anche con le statistiche, Gilmour ha in questo momento della sua carriera meno parametri difensivi, meno palloni recuperati, oggi Lobotka ne ha recuperati tantissimi, però potenzialmente ci sono caratteristiche molto simili alla questione della palla. Insomma, ha probabilmente mantenere Fallo. per rubare e crescere, intanto già per Chiarina, il fallo su Simeone. E noi che ce ne può su tre pallone. Dopo bisogno di poche presentazioni sono stati sul calcio europeo, già piuttosto chiaro, stanno giocando delle qualificazioni, hanno portato alla scorsa europeo, l'anno scorso al primo doppio cifra in carriera con un club, con il Manchester United. Adesso soprattutto cercano di capire la produzione, si farà in tre quarti, magari diventerà a 5, e sorrisoni in panchina per Romelu Lukaku, 2 assist e un gol. Una partita per uno spezzone con il Napoli, che impatto. Pronto Politano. Le ricordi della Rachmani. Diciamo Dario che la partita del Napoli è una partita di qualità, perché sono entrati giocatori insomma che possono sostituire benissimo e non far calare il livello, quello un po' che voleva Antonio Conte, no? Avere una rosa competitiva nonostante poi il Napoli gioca le coppe. Eccolo, un po' giocato da Gilmour, poi anche Sa, Olivera. Posso rifare. Vai Polita, va. Vai, volevo 4 poker coffee. Fallo su Mazzocchi, su Gilmour o Politano, vai, sto chiamando tutto quanto. Se c'è attaccato uno. Fallo di Marini su Politano. Dando il Cagliari, Macumbu e Pavoletti. Dai. Maronna, come si chiama? Maronna, amico. Vai, ormai è chiusa la partita, che grande cazzo di partita abbiamo fatto, aiuto. Bello. Ha sbagliato il passaggio. Sì, però McTominay si è messo lì, no? Nella posizione da tre quarti, il Napoli gioca con questi trequartisti che cercano sempre la giocata improvvisa, la giocata di prima, proprio per far perdere anche il tempo, no? Le distanze da parte della squadra avversaria.
scintille con Geremina, non lo vedete, sono fuori dall'inquadratura, non torna quelli palleggia. Bello, 1-2 tra Di Lorenzo e Chissà. Oh, eccolo. Anche nel rimpallo. Roberto ne da 20 anni il Napoli, era tutto stretto, adesso ha comprato tutto il campo, altro attacco di Lorenzo, si chiama l'uomo Roberto Macuglu, rischia ancora il Cagliari, il Napoli è sempre lì, sempre pronto a mordere. Sortea. Dai, su. Siamo proprio qua. Augello, Macuglu. Adopo. Poco David Perez. Uraneres, sai, Duagno, Uraneres. Cross tagliatissimo. Rachmani alla prima di Pavoletti. Quella palla che aveva messo il di rigore a Tim Zortea. Si pensa attaccata bene anche dai giocatori del Cagliari. I tre centrali del Napoli non hanno sofferto su questi cross. Anche emozione Beret, finisce non tornare indietro, con i occhi dentro la chissà. Zortea. La vita. Su quel pallone si arrabbia anche, Vai, oh. anche sul 3-0 per chiedere ai suoi veramente il massimo fino alla fine. Grande McTominay è un fallo. Anche il fallo tanto bene anche David Dennis al posto di Matteo Politano, che è ancora il titolare ad oggi. Dentro Neres che si è presentato nel nostro campionato con 2 assist in 22 minuti, per chi insomma lo ricorda ai tempi dell'Ajax, un giocatore che ha numeri alti nei piedi, nelle gambe, da gol e assist. Insomma, inquadrato dal punto di vista difensivo del nostro campionato. Finisce la partita numero 199 con la media del Napoli per Matteo Politano, che oggi è la tanto. Sì, assolutamente partita di grande qualità, sacrificio, ma Politano in questo momento è lui il titolare del Napoli. Mamina, oh. Logico, ma viene da un campionato diverso, quindi ci vuole un po' di rodaggio, deve capire dello schema tattico, no? Di un po' ci vuole tempo, e parte lui probabilmente ma menzionare la partita del Napoli, praticamente ora Spadoni che verso i 0 minuti è un giocatore che in nazionale è tantissimo, probabilmente da tante altre parti giocherebbe al primo minuto. Sì, assolutamente, poi è un giocatore che mi piace tantissimo, è ancora difficile da collocare in una posizione non definita, però è un giocatore che lì davanti lo puoi mettere in qualsiasi ruolo. Ha chiuso 5 cambi attorno a Conte, no, per rafforzare il concetto di una panchina più lunga e più forte. Augello, tagliato sul secondo palo. Mamma mia. Colpita male questa palla. Non dormiamo, vai giù. Invece che verso la porta, è una grande occasione per riempire un po' tutto. Augello contrasto con Neres, si lotta e fischio della penna. È fallo. Anche in questo caso, in questa palla si è schiacciato tanto dietro. Manca 8 minuti, vai giù, dai. Impedire a Geremina di colpire. Quattro nomi per il match, poi verrà eletto a fine partita, tra poco deve votare. E vedete intanto si gioca, Rachmani deve chiudere su Kingston, poi sbaglia Rivera, a dopo mezzo dribbling su Milik, con il cross in sorte, altra ottima palla,
Oh, voglio però, no? lasciati Michele per Macubu. Grande chiusura. Simeone. Incredibile. Fatto lo scatto di 20 metri Simeone per andare a chiudere questa palla. Uah. Abbiamo anche un assaggio di quello che potrebbe sortire a questa squadra, che Nicola vuole attaccare, vuole proporre, il Cagliari l'ha fatto oggi con Zattiari, che fa venire i colori l'anno scorso nel semestre a Frosinone, sì, la retrocessione, ma 2 gol e 5 assist. Sì, no, ma è un giocatore che veramente in netta crescita. L'anno scorso gli è servita tanto come stagione, a qualità nel cross soprattutto. Oh, e leva la palla, lungo il super mazzo che ha perso su Rissia. Ha perso su Augello se ne va, fuori un campo su Rissia. Altissimo merito anche del Cagliari, grandissimo merito del Cagliari, perché per me l'ha tenuta viva, ha avuto le sue occasioni, è stato anche sfortunato e poi anche all'84esimo insomma sta continuando a giocare a viso aperto. Questo è lo spirito che deve avere la squadra di Nicola. Volete contro Rachmani al volo, Kingston. Una volta si fanno vedere la palla che cade dall'alto. Anche in questo caso nell'azione precedente, dove ha cercato di accorciare i tempi del tiro, e lì devi fare un respiro, no? E capire che puoi anche stoppare la palla e fare un altro tipo di giocata. Under Alan Watch. David più dentro il campo, questo sta dicendo. Sì, perché lui è abituato a giocare anche lui, no? Tanto con la linea alle spalle, lui deve giocare più dentro, proprio nel modo che gli chiede Antonio Conte. Una qualità nei primi metri che è utilizzata bene, gli può dare l'opportunità di girarsi davvero con un controllo anche dove non sembra esserci spazio. È rapido. Secondo la Benfica, cosa che già intravisto in questo campionato. McTominay, ecco la ripartenza. Guardate cosa dire su Simone che aspetta, non lo serve, prova dall'altro lato, non gestisce benissimo qui Giovanni Simeone. Poi prova a lottare, però a riprendersela subito, a commettere anche fallo l'altro ex della serata. Sì, la voglia c'è, quella di Simeone di farsi vedere, insomma, di sfruttare anche il minutaggio, perché può essere lui il vice Lukaku, è logico che deve anche no, avere la lucidità poi di gestire meglio alcune situazioni. 72 partite, 18 gol nel Cagliari. Andiamo, vai giù. Bello, vai Matteo. Movimento Neres, poi frena, McTominay va da solo, Mazzocchi, Anghissà, Gilmour, che cazzo! Su! Modalità gestione Napoli. Stiamo prendendo la partita. McTominay. Neres, la lascia via, Di Lorenzo. La prima volta iniziamo a vedere l'inclusione centrale, quando non riesce a passare nell'imbuto, anzi si va a chiudere, Pavoletti, Augello, 3 minuti per recupero. Alla fine il Napoli per proteggere la terza vittoria consecutiva accade dall'anno dello scudetto, periodo da febbraio 2023. Importante anche tornare a vincere in trasferta dove il Napoli nel 2024 sono solamente 2 vittorie nelle ultime 15 trasferte, contando anche la Champions. Era un dato che iniziava a pesare. Ma soprattutto Dario, come vai a vincere, no? Una partita di un'intensità incredibile giocata dal Cagliari. Mancano 2 minuti e mezzo ed è finita la partita. Formaggi per il Sardino, per il Cagliaritano. 2 gol in 4 minuti, 66esimo, 70esimo. Emotivamente
e sportivamente ammazzano la partita. La qualità del Napoli davanti sotto gli occhi di tutti, cioè, giocatori con caratteristiche diverse. Neres, prima, McTominay, c'è ancora veloce la palla. Zocchi Gilmour, Simeone, McTominay, cade sul pallone, lotta con lui Makumbu, poi Geremina, anche la Veronica, ma è raddoppiato, perché sbucano in tutte le parti i giocatori del Napoli, rimane giù Geremina, lotta Makumbu, la porta via Zocchi, a fare ripartire Zortea. 80 secondi, poi il recupero. Non ci facciamo poco gol però, Minuti di recupero che forma Andrea Carbonari saranno 3. Aia! Prova a coordinarsi Rachmani. Bravo Rachmani. Giovanni Di Lorenzo. Prova a volere in testa, ma Di Lorenzo gli aveva preso la posizione perché prende la palla, tocca anche l'avversario. Di Lorenzo, calcia sotto il giro. Mamma Poi guardano sì, tanto, ma che fino a un certo punto, soprattutto considerando il ruolo di Lorenzo, il nazionale che ha ritrovato l'errore subito contro la Francia, poi cresciuto nella partita, questo è di Lorenzo che conosciamo. Questo è di Lorenzo che conosciamo e ti dico la verità, il ruolo di terzo centrale può essere veramente il suo futuro, perché è un giocatore che è sempre applicato, che vuole migliorare, e secondo me ecco, con Antonio Conte poi vai. 3 minuti, ormai è fatto, 4-0, 3-0, 4-0, mi piace pure, 3-0. Arrivato Eugenio, cross, secondo palo, c'è Kingston, riesce ad arrivarci, lo fronteggia Mattias Olivera, Zortea, cross, Mazzocchi, Eugenio, fallo, parte di Mufuto. Non so se di uno di Pavoletti, che si era abbracciato con Di Lorenzo, si sembra che faceva spinta a 2 mani chiara. Eccomi tornato, ho dovuto cenare, grande Ricca, è finita la partita, 3-0, manca 2 minuti. Roberto Geremina. Quasi più attivo adesso Antonio Conte che all'inizio partita è a metà del secondo tempo. Gilmour. La Madonna, ho visto mo 3-0. Vai. Calcio d'angolo. Mamma mia, Napoli era la puntata buona. 3-0. 3-0. David Neres dalla banderina, saltare Simeone, buongiorno, Olivera, uno degli ultimi padroni della partita, che gira sul buongiorno, eccolo 4, ho chiamato pure questo, buongiorno, buonasera e buonanotte a te. Mamma mia, l'ho chiamato 4-0. Buongiorno si stacca, si sfila sul secondo, vedi, va alle spalle di Roberto che lo perde perché guarda la palla e poi sullo stacco imperioso qua perché vedi salta controtempo, la vedi all'ultimo. Terzo assist di Neres, il terzo gol subito da corner in 4
giornate per il Cagliari, in questo senso insomma, c'è un allarme per Davide Nicola, sono i sorrisi di buongiorno, e si gusta un caffè, insomma, come lo gusta a Napoli, è difficile gustare in giro per l'Italia. 4-0, tasto stop! Ciao, buonanotte, ha segnato buongiorno e buonanotte. È finita la partita, tutti a dormire con il gol di buongiorno, a domani mattina. 4-0 Napoli. Ciao Cupacci, andate a dormire e ci vediamo domani con buongiorno. Che cazzo è? È finita per voi Cupacci, è finita 4-0 per Napoli e mo gli venire a dormire. Ecco, questo gol di buongiorno finisce qui, ci vediamo nella prossima live. Grazie a Riccardo, grazie a Federico che siete stati in live, a chi c'è stato anche senza scrivere, a Gabri, e niente, alla prossima live che sperando di poterla fare, Juventus-Napoli, perché poi c'è alle 18 di sabato. E con questo è tutto ragazzi, mi raccomando, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale e vi aspetto per il post partita, il video post partita. Buonasera a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, vai giù, forza Napoli!